Benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania Trantino. Buon pomeriggio. Caro sindaco, oggi è stata una mattinata intensa per lei, sappiamo perché dobbiamo parlare subito di piazza Federico II di Svevia. Era prevista una riunione di giunta, può darci notizie in merito, pedonalizzazione sì o no? 45 minuti fa abbiamo approvato la delibera con cui abbiamo pedonalizzato piazza Federico di Svevia. È stato un parto non sofferto ma comunque lungo, perché ci siamo voluti confrontare con i cittadini, con i residenti, con gli operatori, con le associazioni. È chiaro che poi la politica deve avere anche il coraggio di decidere rispetto a qualcuno che può comprensibilmente manifestare ritrosia in relazione a un progetto che può cambiare tanto nella città. Però, come ho scritto, ho provato a sintetizzare in un post, nonostante tutto comunque lungo, su Facebook pochi minuti fa, la città deve seguire una direzione diversa. Se noi proviamo a sostenere il commercio solo con le forze catanesi non ce la faremo mai. Abbiamo bisogno, per aumentare il PIL, di incamerare nuove risorse attraverso i turisti che vengono, e per attrarre i turisti dobbiamo dare il meglio di noi. Quel meraviglioso castello circondato dalle macchine obiettivamente era una bruttura, che peraltro dava adito anche a circostanti occasioni di degrado. Io credo che questo possa essere un primo passo importante che abbiamo raggiunto grazie anche al Consiglio Comunale, che ha votato una mozione con cui di fatto ci sollecitava a fare quello che già avevamo deciso di intraprendere, cioè dire un confronto con i cittadini. Ci siamo visti più volte, abbiamo rimodulato il progetto, adesso andiamo sempre più verso un'idea di Catania europea, secondo delle dinamiche che tengono conto della mobilità sostenibile e che devono anche spingere il catanese a utilizzare di più i propri piedi per godersi la nostra meravigliosa città. Si sono smussati gli angoli, diciamo, di quelli un po' ostili? Sì, assolutamente sì, penso di sì. Chiaramente ci sarà sempre qualcuno, inizialmente non dico scontento, o meglio scontento, ma più che altro per il timore del cambiamento. Ci sarà la possibilità di verificare se poi sarà una soluzione vincente oppure no, perché io credo che in ogni caso poi l'adattamento provocherà una generale condizione di soddisfazione da parte di tutti. Bene, siamo contenti di aver dato per primi di fatto questa notizia, però adesso da Castelrosino ci spostiamo a nord per una passeggiata non proprio di salute, sindaco, perché andiamo al Parco Gioeni. Degrado e un senso di abbandono sono già visibili all'interno, all'esterno, l'abbiamo fatto anche vedere al telegiornale, e dentro il giardino pubblico è anche peggio. Immagini chi ha fatto il servizio per noi. L'unico. Tonino De Vana, grande, eccolo qua. Il senso di abbandono si vede già all'inizio, indipendentemente da dove si decide di entrare. Da un lato il cartello con la scritta Parco Gioeni completamente ricoperto dai rami degli alberi e dalla rigogliosa fioritura, dall'altro addirittura gettato per terra, e subito sorge la domanda: possibile che nessuno vede? È un quesito che ci poniamo anche noi attraversando i disastrati vialetti del secondo parco più importante di Catania dopo Villa Bellini, un polmone verde dalle tante potenzialità ma che purtroppo mostra i segni del tempo, con le staccionate in legno ridotte ai minimi termini e con scale e mattonelle distrutte in più punti e mai sistemate, mentre le fontanelle somigliano più a cestini dei rifiuti o posacenere. Da queste parti manca l'acqua, e l'acqua manca anche nei bagni pubblici, che sono off limits da diverso tempo. Il lucchetto che vedete certifica la chiusura con tanto di avvisi. Ma è un abbandono totale praticamente. Non si può. Si viene così, diciamo, però non è bello a vedere. Hanno fatto una struttura nuova per i bambini, però ci sono i bagni inagibili, manca l'acqua, l'ultima volta non si può andare in bagno. Dobbiamo lamentare un po' di mancanze, i bagni sono chiusi, lo stato generale del parco è un po' lasciato così al degrado, e questo dispiace veramente da cittadina, da catanese, da utente, anche per i bambini potrebbe essere una grandissima risorsa, e quindi lo dico con dispiacere questo. Sindaco, se può fare qualcosa noi saremmo molto molto contenti. A parte qualche intervento di decespugliatura, è elevato il rischio incendi e l'estate alle porte non lascia dormire sonni tranquilli. Si parla tanto di prevenzione, ma ogni anno è identico ai precedenti, con fuoco e fiamme che assediano il Parco Gioeni.
Sindaco, come risponde alla signora che gentilmente si è rivolta a lei? Alla signora rispondo con altrettanta gentilezza e sorriso, ha ragione, sarebbe grave se noi non avessimo già individuato una soluzione. Noi stiamo aspettando la validazione del progetto per 1.300.000 euro che una volta che giungerà ci consentirà di andare in bando per un lavoro di riqualificazione che comporterà una seria sistemazione del Parco Gioeni. Quindi quello che ha detto De Mana, non si è mai intervenuti, è vero, poi è parzialmente vero, nel senso che in passato si è intervenuti, ma è da un po' che non si interviene. Adesso noi stiamo riqualificando attraverso la sistemazione dei vialetti, una piantumazione, oltre che soprattutto la cosa più importante, l'intercettazione delle acque che lì sono copiose ma che non sono state mai canalizzate in modo sufficiente per garantire una giusta irrigazione alle piante. È previsto questo nel progetto, è previsto quindi una rete irrigua che certamente consentirà di sistemare al meglio quel che abbiamo visto essere una condizione di abbandono. Dobbiamo solo aspettare che giunga questa verifica da validatori esterni, non del Comune di Catania, e poi a quel punto, una volta che giungerà, visto che il progetto è già esecutivo, andremo a bando, si farà la gara e cominceranno i lavori. Non mi chieda quando, perché potrebbe essere metà estate, subito dopo l'estate, presumo più subito dopo l'estate, e quindi mi auguro che si vada per una stagione di transizione in attesa che poi finalmente la cosa migliori. 1.300.000 euro è un bel investimento. Sì. Assolutamente. E lì potreste fare anche rapidamente, penso. Questo adesso io non voglio. Noi abbiamo presentato anche un render che io non voglio appassionarmi troppo a render, lo dico sempre perché ogni volta presentano una realtà illusoria. Ce lo poteva passare questo rendering. Ma no, ma l'ho pubblicato qualche mese fa, quindi e devo dire che certamente accattivante, non so se verrà tutto quanto così, perché ricordiamo che là c'è uno skate park, insomma alcune cose che stiamo facendo assieme a tante altre cose che stiamo facendo altrove ma che non abbiamo ancora comunicato perché in fase di completamento, perché se penso allo skate park penso a quello che stiamo facendo a Piazza dell'Elefante a Librino, dove verrà un bello skate park e comunque una situazione che agevolerà il progetto di rigenerazione sociale avviato dalle associazioni del territorio. Questo è interessante, lo dobbiamo seguire. A Librino Piazza dell'Elefante. È in corso questa operazione? Quando... È in fase di completamento. Interessante davvero, lo seguiremo. Adesso vediamo qualche altra immagine perché commentiamo poco più giù lì di Parco Geni, c'è la fontana del Tondo Geni, eccola qua, è l'ormai ex giardino verticale, no? Fortemente voluto da Bianco, vi ricorderete, no? Da alcune settimane sono in corso questi lavori più o meno nella parete con la successiva messa a dimora delle nuove piantine a ridosso della circonvallazione. Ora, nelle ore di punta, ne abbiamo già parlato, comunque è vero questo, ci torniamo, proprio a causa del restringimento, lo vedete lì, no? Della sede stradale, non mancano i rallentamenti alla viabilità, Sindaco, questo è un fatto. E cosa facciamo? Non compiamo i lavori che dobbiamo eseguire? Direttore, ci sono alcuni cantieri che siamo costretti ad aprire, anche se ciò determinano comprensibilmente disagi per la popolazione e anche il fastidio dei nostri concittadini. Però mi hanno spiegato che c'era un problema di questi vasconi che erano stati originariamente progettati per la messa a dimora delle piante, che stavano provocando alcune criticità sulla tenuta delle piante stesse, oltre che un problema di temperatura sul muro. Così mi hanno detto, io ripeto, per cui si sta provvedendo all'eliminazione di questi vasconi e alla realizzazione di piante derampicanti locali che comunque permetteranno di avere un effetto estensivo del verde altrettanto bello ma più naturale rispetto a quella soluzione progettuale. Che non crei questo disagio di cui parlava lei. Esatto. Molto bene, ci fermiamo provvisoriamente qui, adesso facciamo un breve stacco pubblicitario, poi ci saranno altri argomenti. State con noi, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp che vedete lì in basso a destra sul schermo, 342 74 55005, e la mail Sicilia24Focus tutta attaccata, eccola qua, no vabbè, comunque questa qui, Sicilia24Focus @telecolor.it. Ci vediamo fra pochissimo, state con noi, incontro con il sindaco Trentino.
Eccoci di nuovo insieme, siamo con il sindaco di Catania Trantino, risponderà fra pochissimo alle vostre domande in diretta sia su WhatsApp, come vedete a quel numero, sia sulla mail sicilia24focus@telecoro.it. Dunque le dobbiamo fare sentire il capogruppo dell'opposizione, professor Caserta. La scorsa settimana il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione, abbiamo sentito Caserta che è il capo dell'opposizione, vediamo che cosa le chiede, perché si rivolge a lei attraverso di noi naturalmente. Qual è la strategia finanziaria? Quali passi verranno messi in campo perché al termine di questo ulteriore anno non ci sia il rischio di ritrovarsi nelle stesse condizioni in cui ci siamo ritrovati quest'anno? Non basta accantonare fondi, bisogna elaborare una strategia perché nel tempo sia credibile e solida, magari dando per scontato che da parte del governo nazionale ci sarà attenzione a quello che succede in questa città, ma è importante che disegni un percorso e quello che risulta dai documenti di programmazione e dal bilancio, questo percorso non è chiaro, magari è nella mente del sindaco e dell'amministrazione, ma deve rassegnarlo alla città, al Consiglio Comunale, questo non è avvenuto. Ecco, questo è Caserta, ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto, che è il capogruppo del PD, insomma il leader in qualche modo dell'opposizione del Consiglio Comunale, dice non bisogna accantonare denaro e basta, ma bisogna avere una strategia, un percorso. Io credo che sia ingeneroso pensare che non ci sia una visione in quel che stiamo facendo. Fin dall'inizio abbiamo disegnato un'idea di città, un modello di città che va verso un progetto di sostenibilità e nello stesso tempo di attrattività che permetta, come dicevo prima, di incamerare risorse che giungono dai turisti, che giungono da chi vuole investire in questa città. Abbiamo sempre più industrie che chiedono di insediarsi, questo determinerà l'aumento del PIL. Ecco perché le risorse, sono d'accordo con Caserta, non possono essere solo quelle che giungono da Roma, perché Roma non è un pozzo senza fondi, anzi credo che non disporremo di altro oltre quello che ci è stato dato. Fra parentesi, ho ricevuto 10 minuti fa la notizia dell'approvazione di un finanziamento di 3.200.000 euro da parte del Ministero della Cultura per il rifacimento della facciata del Teatro Massimo Bellini e per la realizzazione di una illuminazione architettonica, quindi un'altra bella notizia. Bello, davvero, anche questo. Sì, sul tema quindi noi dobbiamo ovviamente lavorare sulla città e sui cittadini perché capiscano il valore dell'assolvimento dei propri doveri, cioè a dire fin quando la città non maturerà l'idea che far parte di una comunità significa anche adempiere ai propri doveri e quindi pagare i tributi. Pagando i tributi si consente anche il risanamento della condizione finanziaria, oltre ad alcune attività collaterali. Ieri sono stato a Palermo per discutere con il Presidente Schifani di ipotesi di localizzazione del termovalorizzatore, la cui realizzazione comporterà un forte risparmio sui costi di conferimenti di scarica che si tradurranno ovviamente in un forte risparmio delle nostre spese in bilancio. Quindi tutto questo è oggetto di una visione ben precisa, pertanto io non credo sia vero quello che è stato detto dal professore Caserta, che comprensibilmente da oppositore fa la propria parte, ma comunque le risposte le stiamo dando attraverso quel che i cittadini percepiscono quotidianamente. Il termovalorizzatore che le ha detto Schifani? Scusi, che tempi... Allora lui spera addirittura già a giugno di dare l'incarico di progettazione. Stiamo discutendo sulla localizzazione dell'area perché abbiamo 2 o 3 ipotesi, tutte nel contesto dell'area industriale, della zona industriale, che devono essere vagliate. Avremo una riunione, spero risolutiva, giovedì prossimo, credo, a Catania. Perfetto. Allora, ancora altre cose che non vanno tanto bene. Buche e avvallamenti in Piazza Trento. Qui abbiamo delle immagini, eccola qua. Ce ne ha inviate il presidente del terzo municipio, stavolta non siamo noi direttamente, Maria Spampinato, che chiede a lei, sindaco, interventi urgenti per restituire decoro alle strade del centro. Nella mail Maria Spampinato chiede maggiore attenzione per i disabili, visto che le scivole sono spesso occupate dai mezzi in sosta selvaggia, quindi manto stradale e anche le scivole. La Presidente della terza municipalità, come tutti gli altri Presidenti, hanno il mio numero di telefono, possono tranquillamente inviarla a me attraverso... Ma non si dispiace se si rivolgono anche a noi. Beh, a meno che non ci siano altre esigenze, ma comunque rispondo in modo ecumenico.
Proprio la strada è l'ultima delle mie preoccupazioni, perché ci ha garantito Terna che provvederà alla bitumazione di tutto quanto l'asse del viale, quindi da Viale 20 Settembre fino a Piazza Verghe e Corso Italia. Entro giugno entro metà giugno cominceranno i lavori. Loro sarebbero tenuti alla realizzazione solo di metà della carreggiata, ma per i ritardi che hanno apportato, grazie all'attività di pressoria dell'assessore Petralia, ci hanno garantito che realizzeranno tutta la carreggiata. Bello. Sia ben chiaro, questo comporterà dei disagi alla circolazione, però signori non possiamo avere tutto, se dobbiamo ribitumare ci saranno anche dei cantieri. Che parte ha detto? Viale 20 Settembre, Corso Italia, quindi fantastico. compresa Piazza Trento e ci vorrà un po' però per farla. No, saranno lavori veloci. Perfetto. Poi anche via Tomasello, via Longo, non so quali altri interventi. Relativamente alla condizione poi di Piazza Trento, non dimentichiamoci che è stata interessata da lavori di riqualificazione una quindicina d'anni fa, sono stati fatti male, è vero, tutte quante le mattonelle della piazza sono basculanti come se fossero state posate male, però non è una piazza più degradata di altre. Se io intervenissi in quel momento in questa piazza mi accuserebbero di interesse privato, visto che è la piazza di fronte al mio studio. Quindi per adesso abbiamo altre priorità. Sul discorso delle scivolette disabili occupate dalle macchine sono frequenti gli interventi della polizia locale. Abbiamo eliminato una condizione fastidiosa e brutta di degrado con tutti gli scooter che venivano posteggiati sulla piazza, perché dopo aver fatto contravvenzione abbiamo realizzato anche gli stalli in più per i motorini. Quindi magari forse se guardassimo in modo un po' più imparziale le cose sarebbero diverse le analisi. Il sindaco non si esime dal bacchettarci. Va bene, adesso voi ascoltatori. No, ma non c'entrate voi. Scherzo naturalmente. Ci fa piacere avere questo scambio continuo e la ringraziamo sempre per accettare il confronto con gli ascoltatori e con noi. Prima di vedere un messaggio le volevo dire questa cosa qua, che dalla spiaggia libera numero 3, laggiù in fondo alla playa, abbiamo scovato parcheggiatori abusivi, che addirittura alcuni con la scritta Comune di Catania. Direttore, oddio, state parlando come se aveste trovato chissà una pepita d'oro in mezzo al... No, ho capito, però... Purtroppo i passeggiatori abusivi sono una delle tante piaghe. Devo dire che da quando si è insediato il nuovo questore sono frequenti gli interventi. Ma non pensiate che noi possiamo risolvere tutte le condizioni di degrado attraverso la repressione, perché non ce la faremo mai. Ci vorrebbero 50.000 poliziotti, 10.000 vigili urbani e non esistono questi numeri. Quindi noi interveniamo progressivamente, chiedo scusi, ho detto noi, ma in questo caso è la questura che interviene compiutamente sui passeggiatori abusivi, ma i quali non patiscono delle conseguenze sanzionatorie grave, perché a meno che non vengano colti in flagranza di estorsione non si può fare niente, sono contravvenzionabili e basta. Quindi non abbiamo armi per risolvere questo problema. Visto che ha parlato di playa, mi consente di dire, grazie anche alla vostra trasmissione, alle segnalazioni di un teleascoltatore che segnalava la presenza di piante in mezzo alla via San Francesco d'Arena dietro l'aeroporto. Sì. Abbiamo, credo, terminato questa mattina o ieri mattina l'intervento di pulizia, per cui finalmente le carreggiate sono nuovamente libere. Me la segno pure questa. Ne abbiamo discusso 3 settimane fa circa. Benissimo, molto bene, grazie sindaco. Adesso tocca a voi. 342 74, ecco qua. Ecco, vabbè, lo vedete già. Buon pomeriggio. Catania è una città solo per auto e moto, ma non per pedoni. Lei si arrabbierà, non ci sono marciapiedi ovunque, neanche per raggiungere la metro e garantire una minima sicurezza e incolumità ai fruitori. Le sembra una cosa accettabile? E si firma anche Antonino Lopresti. No, io non mi arrabbio, perché in effetti la parte iniziale sembrerebbe andare in controtendenza rispetto a quello che ho detto, perché credo che lo sforzo di questa amministrazione per le pedonalizzazioni sia assolutamente inedito a Catania. Quindi c'è una grande attenzione ai pedoni, anzi ho detto poc'anzi che io vorrei che la gente camminasse a piedi. È vero quello che dice però il signor Lopresti sul tema dei marciapiedi, ma già l'ho detto più volte, il tema dei marciapiedi è un tema che noi dovremmo risolvere con la manutenzione ordinaria e non abbiamo le risorse. Ho chiesto alla direzione manutenzione di vedere quanti progetti esecutivi mi possano dare, affinché poi attraverso i parlamentari europei che saranno eletti nella prossima tornata si possa andare a chiedere a Bruxelles finanziamenti per la realizzazione di questi marciapiedi, oltre che di intere strade, in modo da ridare dignità al nostro suolo. Quindi sono quei fondi, non c'entrano PNRR, non c'entrano, tutte queste cose. Non c'entra, sì.
perché alcune cose le stiamo facendo e le rifaremo per quanto riguarda alcuni marciapiedi. Ricordo sempre che c'è quel tema di cui abbiamo parlato più volte, del fatto che non possiamo intervenire su tutte le strade perché il 60% saranno interessati dai lavori di scavo del commissario per la depurazione, se partiranno come penso che partiranno. Vediamo ancora altri messaggi. Sindaco, qui la ZTL al centro, ma un parcheggio al centro? Beh, evidentemente non è chiara la comunicazione che provo a rivolgere, anche se mi rendo conto che diciamo tante cose per cui è difficile starci dietro. Noi, per quanto riguarda i parcheggi al centro, per Piazza Federico di Svevia ne abbiamo tolti 65, ma ne stiamo garantendo 230 attraverso la zona, il parcheggio Zurria e il porto, perché l'autorità portuale gentilmente ci è venuta incontro e quindi ci ha dato a disposizione i suoi posti auto. Altri 33 li stiamo realizzando in Piazza Borsellino, ma stiamo progettando anche progetti a più ampio respiro in via Sturzo, nell'area dell'MT, dove pensiamo di realizzare un multipiano. C'è sempre l'incognita. Un multipiano? Sì. C'è sempre l'incognita di Piazza della Repubblica, per cui si aspetta questa contesa con i proprietari dell'area di Corso Martiri della Libertà. A proposito, dico, la questione è lunga, ma per adesso non la dico neanche, perché c'è un... lo dovrei chiedere, lo però. so, ci Com'è siamo finita? fino a stamattina ho avuto un'interlocuzione. Quello che posso giurare ai catanesi è che comunque non sono un sindaco che aspetta che gli altri mi dicano cosa fare, nel senso, gli altri in questo caso i proprietari delle aree. Sono io che li incalzo, sono io che attendo che si attivino quanto più immediatamente, perché non è possibile che si continui così. Perfetto, andiamo avanti, vediamo se ci sono altri messaggi. Vi ricordo anche la mail sicilia24focus@telecolor.it. Eccola qua, la vedete. Buongiorno, verrà rinnovata la possibilità di fare l'abbonamento Togo agevolato. Tugo. È scritto il contratto, è Tugo. Scusi, sono fatto Training hanno, ha ragione. Stavo per chiedere, scusi, ma chi è il Togo? Tugo, agevolato a 20 euro per mettere bus? Allora, credo sarà difficile ripetere questa operazione, mi dicevano l'altra volta gli uffici, per un problema di risorse insufficienti, ma stiamo attivando un tavolo con MTS, Metropolitana, Ferrovie dello Stato, comunque per avere un biglietto integrato e cambiare i prezzi. Chiaramente lo sapremo nei prossimi giorni. Bene, questo è importante, avremo una bella notizia da dare. Speriamo. Speriamo, naturalmente. Quella è la mail, sopra c'è scritto Giacigli di Fortuna, sempre Corso Sicilia, detto in breve, quello allora, molto sì, sintetico. assolutamente, ma è assolutamente chiaro. È una questione che più volte ho detto e ripeto velocemente. Noi non possiamo fare nulla per costringere questi homeless ad andare a dormire in altre strutture che abbiamo, e peraltro dignitosissime. È una condizione di vita per cui non possiamo noi sottrarre a questa condizione coloro i quali vogliono invece permanere in quello stato, se non attraverso il loro assenso. L'unico intervento che possiamo compiere è forzoso quando danno in escandescenza, allora vengono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Ma ne approfitto perché sempre più persone mi segnalano quella condizione pietosa di quella donna in Viale Africa, che è anche una condizione degradante per lei e per chi la guarda, perché ci sono molti bambini delle scuole e vedere che la signora va di corpo in mezzo alla strada è certamente disarmante. Le associazioni le ho contattate, hanno provato per 3 volte a dissuaderla, non ne vuole sapere. È andato il centro, è andata l'ASP e quindi l'unità specifica e dice che non è soggetta a trattamento sanitario obbligatorio. Li abbiamo adesso convocati per martedì prossimo per vedere che tipo di soluzione si può trovare, proprio perché, per far capire quanto le nostre associazioni siano attive. Hanno anche contattato l'ambasciata tedesca, perché nell'unico caso in cui questa signora è stata portata a Cannizzaro ha dato delle generalità di donna tedesca. L'ambasciata ci ha detto non è una cosa che ci riguarda, hanno chiesto ma almeno possiamo verificare se c'è qualcuno dei familiari che la sta cercando, visto che comunque dà segni di disorientamento, e la risposta ha detto no, perché fino a quando non è la signora a prestare l'assenso a questo genere di verifiche noi non possiamo chiedere se ci sono genitori che la stanno cercando. È una situazione paradossale, è una situazione balorda, è una situazione che provoca sofferenze in chi guarda queste cose e in chi le subisce, perché poi i miasmi, gli odori sono veramente tremendi. Noi ogni tanto interveniamo pulendo, disinfettando, ma sono sempre lì.
Corso Sicilia, questa zona in Viale Africa, di Aloi c'è una condizione altrettanto pietosa, ma ribadisco, se non c'è l'assenso e la collaborazione di costoro per andare a dormire nelle strutture e i posti ci sono, noi da soli non possiamo fare Perché niente. lacci e lacciuoli non mancano, No. sarebbe violenza altrimenti questo Certo, qua. è naturale. Quindi è chiaro questo. Un vero e proprio sequestro di persona. Esatto. Volevo segnalare che i nuovi alberi piantati, lavoro ben fatto, sono in gran parte in sofferenza e in alcuni, come in via Androne, in via Lago di Nicito, forse sono secchi o moribondi. Diciamo che questa amministrazione, a parte il momento iniziale con gli incendi, i distacchi, l'incendio all'aeroporto, poi per il resto è stata abbastanza fortunata. Forse l'unica nota di sfortuna è questa siccità perdurante che sta ovviamente provocando la sofferenza di tutto il nostro verde. Né noi abbiamo delle autobotti che permettano una costante irrigazione. Questo non significa che però non dobbiamo provare a intervenire prima che questi alberi muoiano. Infatti la direttrice Riguccio si sta attivando per cercare soluzioni alternative, anche coinvolgendo le varie associazioni del verde e vedere se loro ci possono venire incontro aiutandoci in una sorta di adozione di intere aree per aiutarci a renderle un po' meno sofferenti. Ecco. Una bella idea anche questa. Allora Silvio, siamo in chiusura, in attesa del termovalorizzatore, ci sono da seguire Librino, le carreggiate nuove tra 20 settembre e Corso Italia, San Francesco l'Arena e poi il Teatro Massimo Bellini. Teatro Massimo Bellini. Teatro Massimo Bellini, e le consideri che dovrebbe il progetto esecutivo essere pronto entro giugno, poi si potrà fare la gara. Io penso che fra fine anno e inizio 2025 dovrebbe essere nel suo massimo splendore. Lo aspettiamo, bellissimo. Potrà venire venerdì prossimo, Sindaco, come è messo? Sì, benissimo, lo aspettiamo con grande piacere. Grazie ancora per essere stato anche questa volta con noi, grazie a voi per averci seguito. Adesso prosegue la programmazione della nostra rete. Buon pomeriggio. Buon grazie. fine settimana a tutti.